Che sono passati 2 anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, 2 anni in cui purtroppo, lo dobbiamo dire, non è cambiato nulla, perché dopo Giulia sono tantissimi altri casi di femminicidio, da gennaio ad oggi sono 90, è un numero impressionante. E se ci diciamo se sono l'ultima a distruggi tutto, bene, noi ci abbiamo provato, ma non è così, perché nel momento in cui c'è un governo, c'è un'istituzione che taglia i fondi per i centri antiviolenza, nel momento in cui non si rende obbligatoria un'istruzione all'affettività nelle scuole, bene, allora diventa sempre più difficile riuscire a fare qualcosa ed è veramente impellente, urgente.